La campagna elettorale per le comunali del 24 e 25 maggio entra ormai nelle sue battute finali dopo settimane intense di incontri, confronti e appuntamenti sul territorio. In questo rush conclusivo abbiamo ascoltato gli ultimi due candidati ancora mancanti, chiedendo quale clima si respira oggi in città e come hanno vissuto questa fase decisiva della corsa elettorale. È stata sicuramente una campagna elettorale stimolante ed emozionante. È la mia prima esperienza, come è la prima esperienza della maggior parte di noi, della nostra lista civica indipendente e apartitica, perché non sarei mai stato, diciamo, d'accordo di accettare i diktat di partiti, di qualsiasi partito. È stata una buona campagna elettorale, sono contenta perché fin dall'inizio ho detto che volevo fare una campagna sulle idee, una campagna propositiva e quindi sono contenta del risultato. In questi giorni i candidati hanno continuato ad incontrare cittadini, associazioni e realtà del territorio per ascoltare problemi, proposte e aspettative in vista del voto. Un contatto diretto che ha accompagnato tutta la campagna elettorale e allora abbiamo chiesto loro quali sono state le richieste e i temi che più spesso sono emersi nel confronto con i cittadini. Ci sono tanti punti che i cittadini evidentemente hanno a cuore. Innanzitutto la sicurezza. Noi infatti ci proponiamo di aumentare considerevolmente quella che è il controllo del territorio. Non vogliamo che certe derive che possiamo vedere nelle grandi città, ma purtroppo iniziano a manifestarsi anche qui a Castelfranco, possano prendere piede, anzi le vogliamo proprio contrastare, diciamo, anche con diciamo, il controllo del vicinato. Ci sono tantissime richieste e tante sono già presenti anche nel nostro programma. Sicuramente diciamo, quelle prevalenti sono state la cura dell'ospedale, che è un tema che i cittadini sentono molto ma che sono appunto è parte del nostro programma elettorale. C'è l'attenzione ai giovani e anche su questo abbiamo puntato molto, e infine c'è l'attenzione ai quartieri, alle frazioni. Anche qui noi abbiamo pensato proprio a un assessorato per i rapporti con frazioni e quartieri.